5 gennaio 1968. Alexander Dubček diventa il nuovo segretario del Partito Comunista Cecoslovacco. Comincia una stagione di riforme che prende il nome di Primavera di Praga. L'elezione di Dubček avviene dopo un periodo di forti contestazioni. Dal 1964 gli studenti universitari scendono in piazza chiedendo maggiori libertà e di accelerare il processo di destalinizzazione che in Cecoslovacchia stenta ancora a realizzarsi. Nel giugno del 1967 il Congresso degli scrittori chiede una maggiore libertà di espressione e la fine della censura. Il regime di Praga reagisce chiudendo la rivista degli scrittori. In autunno sono nuovamente gli studenti ad infiammare la protesta. Reclamano strutture universitarie più moderne e all'avanguardia, come quelle di molti atenei occidentali. Quando Alexander Dubček assume la guida del paese, gli studenti sono con lui. Comincia un nuovo corso, volto a introdurre elementi di democrazia in tutti i settori della società, abbandonando definitivamente il modello sovietico. L'azione di Dubček non vuole avere carattere eversivo. Resta infatti intatto il ruolo dominante del partito unico. La finalità invece è quella di perseguire un socialismo dal volto umano. Il consenso popolare ottenuto dall'azione riformatrice di Dubček suscita ben presto la reazione di Mosca. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968, le truppe del Patto di Varsavia varcano la frontiera cecoslovacca e occupano Praga. Dubček viene rimosso. Migliaia di persone e di studenti scendono in piazza per protestare pacificamente, ma è tutto inutile. Il gesto di protesta più eclatante è quello dello studente di filosofia Jan Palach, che si cosparge di benzina e si dà fuoco a piazza San Venceslao. Il suo sacrificio è divenuto il simbolo della resistenza antisovietica cecoslovacca.